amici di Sportisili, siamo live dai campi Emiri di Palermo. Scusate per la partenza un po' in ritardo, per fortuna non ci siamo persi neanche un istante della gara. Tassello importante come Rinicella, mentre intanto attenzione a Vallecchia che salta il portiere, si divora il gol del possibile immediato 1-1. Cerca il recupero e trova il recupero molto bene Nicolosi. Avanza Nicolosi che viene steso, poi Termini, dentro c'è la deviazione. Il salvataggio sulla linea. Può ripartire in 2 contro 3 il Futsal Emiri con Cristian Termini che prova ad andare sul fondo. La palla per il Termini, il contatto e calcio di rigore per il Futsal Emiri. Fischia l'arbitro, la battuta di Vallecchia che buca le mani a Scarpitta, fa 1-1 e rimette in carreggiata il Futsal Emiri col suo gol. Poi si butta nello spazio, passa l'acqua e fa sul pallone. Termini, può andare, diventa un 3 contro 2. Attenzione a Vallecchia, suolata, conclusione, para sul suo primo palo Scarpitta, calcio d'angolo. L'angolo battuto sul secondo palo, Termini con deviazione e pallone fuori, occasione Termini. Scariolo sovrappone, gli porta via l'uomo Sala, poi ancora Pellegrino da ultimo uomo. Ultimi 7 della partita. Cerca Scariolo di scambiare con Pellegrino, grande intervento per Furia, poi Ciaramitaro. Prova a passare Ciaramitaro, lo ferma però Scariolo che si presenta davanti a Passalacqua. E questo è un gol divorato dal numero 23 ospite. Futsal Emiri che attende di essere inserito in organico. Sia Pecoraro, mentre qui intanto la palla salvata e poi sulla linea non interviene Sciortino, ma non ce n'è bisogno, sbaglia Sala. Scodella in avanti, altro colpo di testa, Passalacqua ci mette le mani, poi la palla rimane lì Piacentino e c'è il gol ancora del numero 10. Si fa trovare impreparata la difesa. Ok, un po' Sciacca, non per Nicolosi ovviamente. Qui intanto l'intervento di Pellegrino su Vallecchia apre la strada al tentativo di Pellegrino che finisce sul palo, poi in qualche modo Rappa evita il gol. L'ingresso a pieno regime di Mattia Pecoraro, mentre arriva Pellegrino, una saetta che buca le mani a Passalacqua ed è 3-1 per il Città di Marsala. E un minuto dopo è arrivato il gol dell'1-3. Sciacca prova a passare, incespico sul pallone, lo prendono in 3 e lo fermano. Allora riparte Città di Marsala con Piacentino, pallone sul fondo ad un passo alla tripletta di testa Rappa, poi Termini, sterza su Piacentino che ha chiesto poc'anzi il cambio, un po' stanco il numero 10, poi la conclusione di Vallecchia, bravissimo, con riflesso Scarpitta a dire di no a Vallecchia. Occhio al calcio d'angolo, alla rimessa laterale Termini, una punizione ancora più pericolosa di quella di prima perché è almeno un paio di metri più avanti rispetto al punto di battuta precedente. Termini, la giocata aveva segnato Sciacca. Il direttore di gara che annulla. Ci sono Vallecchia e Termini sul punto di battuta. Al velo di Termini, conclusione di Vallecchia respinta da Scarpitta e pallone spazzato via. Palla Gaspare! Un po' di tensione. Qui intanto Sciacca prova ad andare via, Sciacca si invola, Sciacca con l'ultimo tocco stoppato, poi Termini prova a piazzare, pallone fuori con deviazione, calcio d'angolo. La difesa del Città di Marsala che prova a trasformare l'azione difensiva in offensiva, fallo di Pellegrino. Qui conclusione di Vallecchia, colpito in testa un avversario, Termini addosso a Scarpitta. Quindi non cambia il quintetto coach Orlando che qui riparte con Naccari. Naccari fronte alla porta, si libera, calcia! Naccari ha spaccato la porta con il gol del 2-3 e adesso
si riapre tutto. Prova ad accelerare su Piacentino, la palla è per Termini. Termini attende il momento giusto, Naccari 2 volte! Naccari! La doppietta più veloce forse della sua carriera. È il gol che vale il 3 pari, partita che ha perso completamente un padrone perché il Futsal Termini l'ha pareggiata. Giocata che è valsa il gol a Naccari, ma attenzione alla grande parata qui di Passa l'acqua sul tentativo di Scariolo. Destro, poi il controllo di Ricari che è tornato. Pellegrino prova a liberarsi, Scariolo subito di prima! Il colpo di testa, ancora una volta, col suo marchio di fabbrica, Piacentino per il 4-3 per il Città di Marsala. Ancora qualche secondo da giocare, passa l'acqua qui, viene anticipato e allora attenzione a Pellegrino. Pellegrino con la porta vuota colpisce il palo e finisce qui, ha vinto il Città di Marsala, il punteggio di 4-3, partita folle qui sul campo delle Futsal Emiri.